sessantenne spara alla moglie nigeriana con 4 colpi di pistola nel piazzale dell'azienda dove lei lavorava. La donna a 30 anni lo aveva lasciato da qualche giorno, l'uomo armato in fuga alla caccia dei carabinieri. Le parole sgomente dei residenti, dei testimoni dopo il delitto. Rita era in Italia dal 2017, 2 anni dopo il matrimonio con Pierangelo, un tipo sopra le righe e geloso, racconta il sindaco. Lunedì pomeriggio a Fumani, i funerali della 27enne uccisa dal vicino di casa in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Il paese ancora sconvolto dal delitto. Dal ti sparo in bocca all'accusa di essere traditore della patria fino al video per raggiungere casa sua, San Vendemiano. Per la prima volta Zaia rivela le minacce dei Novax nei suoi confronti. Minacce e attacchi derubricati come critica politica. La legge va rivista e lo sfogo di Zaia. Intanto i Novax indagati dalla Digos rischiano l'accusa di associazione a delinquere. A 3 giorni dalla campanella il punto della situazione con la dirigente regionale Palumbo, 575.000 studenti al via, 7.000 in meno. Ne sono vicino, mi chiami quando ne ha bisogno. Queste tragedie non devono più accadere. La telefonata del capo dello Stato alla mamma del giovane di Montebelluna morto in cantiere. Arrivano domani pomeriggio a Padova per presentare le prove di sport gratuite nei quartieri 2 campioni olimpici di Tokyo, Gianmarco Tamberi e il nuotatore paralimpico Francesco Bettelli. Buonasera, ben ritrovati con il TG Veneto. Partiamo allora con la notizia che avete sentito in apertura dei nostri titoli. Orrore a Noventa Vicentina, un 61enne ora in fuga, sulle sue tracce i carabinieri ha atteso un agguato alla moglie, l'ha uccisa con 4 colpi di pistola proprio davanti alle colleghe. È successo questa mattina, i dettagli. Freddata con 4 colpi di pistola nel cortile dell'azienda Noventa Vicentina in via Fioccarde, dove alle 7 del mattino stava entrando a lavorare. È morta così davanti alle colleghe di lavoro Rita Menzè, 30 anni, di origini nigeriane, colpita a morte dai colpi sparati dal marito Pierangelo Pellizzari, 60 anni. Spari sentiti anche dai residenti. Ho sentito gli spari di pistola, 4. E dopo subito urlare. Ho sentito degli spari e basta. Sono uscito, ho visto un po' di parapiglie qua, come altri insomma, che erano qua attorno insomma. Secondo quanto raccontato, l'uomo avrebbe atteso la compagna al posto di lavoro nascondendo l'auto, una Jeep Cherokee riconoscibile dalla donna, dietro un camion. Poi, appena è stata vicina, è uscito e le ha sparato 4 colpi, riposto la pistola nella giacca, risalito in macchina, è sparito. Immediatamente sono scattate le ricerche dell'uomo. L'elicottero ha sorvolato Villaga, comune dove la coppia risiedeva. Improvvisamente sul luogo dell'omicidio piomba la notizia che l'uomo potrebbe essere a casa. Qualcuno ha visto la macchina. I carabinieri hanno circondato l'abitazione di via Quargente e setacciato i vicini campi casolari alla ricerca del 60enne fuggitivo. Secondo alcune testimonianze, Pierangelo si sarebbe tagliato i capelli per poi scappare a piedi. Rita avrebbe compiuto 31 anni il 26 settembre, bella e solare, lavoratrice, così viene descritta. Arrivata dalla Nigeria nel 2017, è stata accolta nel comune di Valliona, dove nel 2018 ha sposato Pierangelo. Ad agosto del 2019 la coppia si è trasferita a Villaga, nella casa di famiglia di lui. Lei lavorava e quindi era via dalla mattina alla sera. Ultimamente lui era senza lavoro, era un anno che era senza lavoro, veniva in comune a chiedere i contributi per il sussidio per gli alimenti. Un personaggio sopra le righe, Pierangelo Pellizzari, geloso della compagna, ma certo nessuno si sarebbe aspettato la tragedia. Lui era una persona, come dire, un po' sopra le righe e probabilmente in comprensioni che culturali. Lì lei era qua da poco e poi insomma nigeriana, probabilmente la conosceva anche poco la lingua e poi nascono queste tragedie che sono impensabili. Sotto shock la comunità di Borgo Quargente di Villaga, dove appunto la coppia viveva. Incredulità, la tragedia, una tragedia simile, dicono, era impensabile. Un'azione così da parte sua? No, una cosa così no. L'avrei mai pensato. Non ci saremmo mai aspettati ovviamente una cosa del genere, sicuramente un colpo di testa, non mi viene da dire altro, un colpo di testa. È sotto shock la borgata di Quargenta a Villaga, piccolo comune del Basso Vicentino. La tragedia, il femminicidio che si legge e si vede che accade altrove, oggi ha colpito la piccola comunità.
Una persona conosciuta da tutti, perché nei paesi ci si conosce un po' tutti, ha ucciso probabilmente premeditandolo la moglie, freddandola con 4 colpi di pistole, rendendosi poi irreperibile. Una tragedia inimmaginabile agli occhi di chi lo vedeva tutti i giorni, che lo conosceva, anche se superficialmente. E stava sistemando questa nuova abitazione, penso che l'abbia acquistata, non lo so se sia stata acquistata oppure ereditata, non lo so questo. E lo vedevo tutti i giorni che stava lì, anche ieri l'ho visto. Lo incrociavo quando andavo a spasso con il cane. Lui è un personaggio, nel senso che è un po' appariscente, fuori dalla norma, però parlandoci mi sembrava tranquillo, niente da dire, nel senso che comunque scambiavamo quelle 2 o 3 parole, si parlava della casa che stava sistemando, aveva un cane, ma ecco, si passava quelle 2 parole che si fanno con i vicini. I capelli lunghi, la barba incolta, di più non posso dire niente. No. Pierangelo dai racconti appare un uomo tranquillo nonostante i problemi economici, una serenità minata dalla gelosia per Rita, che forse aveva deciso di lasciarlo da qualche giorno, sembra non dormisse a casa e comunque in pochi vedevano in giro. L'ho vista ancora 2 anni fa quando passeggiavano qua, però cosa vuole? Poi lui abitava dentro il quartiere, lui a casa sua, io a casa mia, si fa fatica, non è che esci in strada, non è che ci sia un punto di ritrovo, un bar, un qualcosa dove ci si può trovare, per cui l'ho vista un paio di volte. Siamo ai funerali di Chiara Ugolini, la 27enne uccisa domenica scorsa nella sua casa a Calmasino. Saranno celebrati lunedì 13 alle ore 14:45 nella chiesa parrocchiale di Fumane, il paese della Valpolicella, dove la giovane è vissuta fino ad 1 anno fa insieme alla famiglia prima di trasferirsi sul lago di Garda. La comunità fumanese si è stretta attorno ai genitori, il fratello della ragazza e al fidanzato Daniel. Domani sera è in programma una fiaccolata di solidarietà al ricordo di Chiara, che prenderà il via alle 20 dal municipio di Fumane per arrivare fino a casa della famiglia Ugolini. Per il delitto è stato arrestato il vicino di casa, Emanuele Impellizzeri, 38 anni, di origini catanesi, che ora è rinchiuso nel carcere fiorentino di Sollicciano con l'accusa di omicidio volontario aggravato. E ci sono 2 arresti, sono 2 cittadini della comunità bengalese di 25 e 28 anni che sono stati appunto arrestati con l'accusa di violenza sessuale e sequestro di persona. Dalla squadra mobile di Verona hanno braccato una loro collega di lavoro costringendola all'interno della cella frigorifera, mentre la ragazza, una donna ivoriana, stava facendo l'elenco della merce che era arrivata al ristorante. I 3 lavoravano assieme, hanno tentato di palpeggiarla e solo le urla della ragazza l'hanno salvata dalla violenza sessuale. I 2, 25 e 28 anni, sono dunque stati arrestati. Siamo alle minacce Novax che il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, ha ricevuto. Ci sono una decina di querele in piedi. Oggi per la prima volta uno sfogo amaro del presidente. Uno mi ha scritto: se ti prendo ti sparo in bocca. Per la prima volta emergono dettagli sulle minacce ricevute dal presidente Luca Zaia negli ultimi mesi. Parole dure, intimidazioni per le quali la procura ha aperto un'inchiesta. L'uomo che le ha pronunciate, un militare, padre di famiglia, ha patteggiato con ore di lavori socialmente utili. Sono preoccupato, ha detto Zaia, il clima è pesante, nutrito di fake news e farneticazioni che spesso, denuncia, sono state archiviate come critica politica. Ve ne cito una a caso: il traditore Luca Zaia e sua moglie, mettono nome e cognome ovviamente, sapevano del colpo di stato pandemico già ad ottobre 2019. Amici veneti, stiamo raccogliendo le prove per accusare Zaia, sua moglie e alcuni assessori del gruppo per alto tradimento della nazione italiana. Parole ma anche azioni come quelle degli estremisti Novax, che portarono la loro rivolta contro la gestione della pandemia del presidente addirittura davanti al suo portone di casa, episodi per i quali nel 2020 la procura aprì un'altra inchiesta. A me ha fatto un video con tutte le indicazioni nel video, con infografica per come arrivare al campanello di casa mia a casa. Se a voi sembra una roba normale sta roba qua, io penso che tutti abbiano il diritto di dire la loro opinione, ma ci vuole rispetto. È la prima volta che il presidente decide di parlarne apertamente, spinto dal crescente clima di odio che l'inchiesta della Procura di Milano sui Novax armati ha scoperchiato come un vaso di Pandora. Non ho cambiato le mie abitudini, ha aggiunto Zaia, ma questa non è vita, e lo dice in un misto di rabbia e desolazione. Noi veniamo accusati di aver ammazzato le persone in terapia intensiva, ma diciamole ste robe. Sono almeno una decina le querele presentate dal presidente, su tutte pende il rischio tangibile dell'archiviazione.
Molte situazioni sono state sottovalutate, ne è convinto, e chiede ora anche alla magistratura di usare un pugno più duro. Allora, io penso che ci sia anche tanta sottovalutazione, perché comunque si è creato un substrato, quantomeno ideologico, no? E non può essere sempre liquidato come critica politica, ma non possono d'ufficio essere derubricate. E se il problema non è chi le derubrica, cioè la magistratura, ma è la legge, allora la legge deve essere rivista. Intanto la Procura di Milano sta raccogliendo elementi utili, sta valutando anche l'ipotesi di associazione per delinquere nelle indagini sul gruppo Novax che si autodefinivano guerrieri, perquisiti ieri in un blitz della Digos e che vede indagate anche una 53enne cameriera padovana e una 50enne veneziana in passato legata ad ambienti indipendentisti. Si sta lavorando infatti per capire se esiste una rete anche più ampia rispetto agli 8 già indagati per istigazione per delinquere aggravata. Siamo a Padova, stanchi dei cortei del sabato pomeriggio. I commercianti del centro di Padova avevano chiesto di poter cambiare il percorso dei cortei. La loro richiesta è stata accolta dal questore. Da un lato i commercianti del centro, stanchi di vedere le piazze blindate ogni sabato pomeriggio, occupate solo da manifestanti e non da ragazzi e famiglie che vogliono fare acquisti, dall'altro il diritto costituzionalmente garantito di manifestare. I cortei no Green Pass da fine luglio stanno paralizzando il centro di Padova e così il questore ha deciso di far cambiare il percorso al gruppo Veneto No Green Pass, che anche questo sabato ha annunciato di voler protestare contro i vaccini e l'obbligo del passaporto verde. Venuto incontro alle esigenze dei commercianti, tant'è vero che il percorso è cambiato e non è lo stesso dei giorni precedenti, per cui si deve sempre comunque cercare di contemperare le diverse esigenze. Da un lato la libertà di manifestazione e si deve garantire ai manifestanti, però dall'altra parte anche l'esigenza di garantire la libertà anche degli esercenti di poter esercitare la loro attività nel miglior modo possibile. Il percorso scelto dalla Questura per venire incontro alle esigenze di entrambi i fronti prevede la solita partenza da Piazza Duomo e l'arrivo non più in Prato della Valle ma in Piazza Eremitani, dove si terranno gli interventi dei Novax. Osservati speciali dopo l'indagine della Digos di Milano che ha denunciato 8 persone che facevano parte di una chat denominata Guerrieri che volevano mettere in pratica azioni violente, i No Green Pass sfileranno in via Manin, Piazza delle Erbe, parte del Liston fino a Piazza Garibaldi e poi per vie secondarie arriveranno in Piazza Eremitani. Gli organizzatori hanno preavvisato la manifestazione e finora hanno sempre rispettato le restrizioni della Questura, evitando problemi di ordine pubblico. Per questo viene loro consentito di sfilare ancora in corteo. Fino adesso tutte le manifestazioni che si sono svolte a Padova si sono svolte nel rispetto dell'ordine e sicurezza pubblica. Esiste la persona, l'organizzatore con cui noi interloquiamo e devo dire che tutte le manifestazioni non hanno creato delle criticità. Speriamo ovviamente anche in futuro che tutte le manifestazioni, non soltanto queste ma anche le altre, siano espressione della libertà di manifestazione, diritto costituzionalmente garantito. Siamo alla campagna vaccinale, tempi e modi, priorità sono già stati definiti dalla Regione nelle parole dell'ingegner Fattori di questa mattina. Guardando il grafico delle seconde dosi, l'andamento delle seconde dosi, si può evidenziare quando in teoria, passati 6 mesi, possono accedere al vaccino, indipendentemente che siano fragili o non fragili. Quindi per dire in questo momento che siamo al 10 settembre potremo già somministrare vaccino a circa 200.000 persone. Saranno gli operatori sanitari e gli ospiti delle case di riposo, dopo i pazienti fragili, i primi a ricevere la terza dose di siero anti-Covid, perché i primi a partecipare alla campagna vaccinale ormai nel lontano febbraio. La pianificazione della Regione con i numeri arriva all'indomani del via libera di AIFA. Si potrebbe partire già a fine mese. I fragili in Veneto sono 171.000, 365.000 invece le persone con più di 80 anni. Sommando tutti questi soggetti, entro fine anno la Regione ipotizza di poter inoculare la terza dose ad 1.200.000 persone. In questo momento, entro fine mese, potremo contare su circa 800 milioni di dosi a disposizione di Pfizer e Moderna. Quindi questo ci permette, dal punto di vista della fornitura,
di coprire benissimo la terza dose. La campagna vaccinale del Veneto per il 73% ha utilizzato Pfizer, Moderna e AstraZeneca si sono fermati al 18%, Johnson solo l'1% e ha raggiunto quasi l'80% dei veneti, impennata di adesione per la classe 12, 19, 30 e 39. Diversi ancora i punti da chiarire, se la vaccinazione eterologa è definitivamente sdoganata per gli under 60 e attraverso quali modalità avverrà la chiamata. Non è ancora stata fissata una data di inizio per la terza campagna vaccinale, ma verosimilmente si potrebbe partire già a fine mese. Dal Green Pass ai trasporti, il 13 lunedì si parte con la scuola, però con 7.000 studenti in meno proprio a causa del calo demografico. Come era stato annunciato nei mesi scorsi dall'assessore regionale all'istruzione Donazzan, quest'anno il Veneto non si è fatto trovare impreparato per la riapertura delle scuole, che però vedrà classi meno numerose. L'anno scorso in particolare abbiamo sofferto moltissimo perché le nomine in ruolo per una serie di decisioni prese a livello nazionale si sono protratte fino al 7 di settembre. La fotografia in sintesi è quella di classi un po' meno numerose a livello di scuola dell'infanzia e primaria, perché abbiamo registrato un calo di alunni lì di circa 5.000 unità e come conseguenza proprio del calo demografico, ma comunque un anno che inizia con tutti i docenti al loro posto, quindi con le nomine di supplenza che sono 14.600 circa già effettuate e quindi operative dal 13 di settembre. I dati che delineano l'avvio del nuovo anno scolastico sono stati presentati dall'ufficio scolastico regionale, che ha spiegato anche come ci si muoverà per i controlli del Green Pass. Per le scuole sarà molto semplice controllare il Green Pass del personale, perché attraverso le proprie credenziali su un'area riservata del nostro sistema informativo centrale sarà possibile richiamare i nominativi del personale in servizio e verificare rispetto a coloro che sono in presenza chi è in possesso del Green Pass. Confermato anche il piano trasporti. I tavoli prefettizi che si stanno anche chiudendo in questi momenti hanno riconfermato e in qualche caso implementato i piani di potenziamento delle corse dei mezzi dello scorso anno. I piani dello scorso anno hanno ben funzionato, quindi abbiamo buone previsioni anche per quest'anno, e in qualche caso è stato anche aumentato il numero di steward, quel personale a terra, per far osservare il distanziamento ai ragazzi. Sono vicino al vostro dramma, tragedie come questa non devono più succedere. È la telefonata del Capo dello Stato alla famiglia Battistetti, che ha perso il figlio di 23 anni proprio in un incidente sul lavoro in cantiere. Lunedì sera è arrivata questa telefonata veramente inaspettata, nella quale il Presidente appunto ci ha espresso la sua vicinanza e la consapevolezza soprattutto che questi drammi devono essere assolutamente fermati. La voce rotta dalla commozione. Con queste parole riferisce della telefonata inaspettata che ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le emozioni della mamma di Mattia Battistetti a 5 mesi dal dramma, la perdita del figlio il 29 aprile mentre lavorava in un cantiere edile a Montebelluna. Qualche settimana fa la signora Monica aveva inviato una lettera accorata al Capo dello Stato in cui lo rendeva partecipe della disperazione che la famiglia sta vivendo, ma anche della forza di volontà di andare avanti per ricercare giustizia per la morte del 23enne e per far sì che non si ripetano altri simili drammi. Non è possibile che una persona vada nel posto di lavoro e poi non torni più a casa. Lui ci ha detto in conclusione della sua telefonata, ha aggiunto che la sicurezza nel posto di lavoro deve essere la prima garanzia che un datore di lavoro deve dare ai suoi dipendenti. E ha concluso dicendo che lui ci dà il massimo sostegno, quindi ha detto se per qualsiasi cosa si faccia sentire quello che posso fare, ecco. Mi ha dato, come possiamo dire, qualche speranza. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati, ripartiamo da Vicenza. Torna Vicenza Oro, la fiera che è stata, lo ricorderete, un centro vaccinale, torna ad ospitare le aziende e i compratori internazionali. Siamo stati lì.
Vicenza Oro torna a brillare, un simbolo, la primavera dell'economia per una città che ha vissuto l'oscurantismo economico delle clausure anti-Covid. In fiera si accede solo e unicamente muniti di Green Pass. I meccanismi di sicurezza sanitaria funzionano come un orologio svizzero. C'è voglia di tornare alle vetrine accese, al business in presenza, c'è feeling con il mercato made in Italy. 750 aziende a caccia della ripresa che scelgono Vicenza dopo il deserto, il silenzio, dopo il buio dei padiglioni spenti, con Vicenza Oro cancellata nel 2020. Nel frattempo la fiera era diventata un hub, un centro vaccinale, uno dei presidi sanitari nella lotta al Covid. Ora si volta pagina, ora la fiera torna a fare la fiera, a essere centro di gravità del business più brillante e prezioso. Ci siamo presi la responsabilità di ripartire in questo momento, non era per nulla scontato solo 2 mesi fa, invece l'abbiamo fatto, è un segnale molto positivo perché si unisce a un momento di ricrescita dell'export. Abbiamo distribuito i dati ieri, non è solo crescita rispetto al 2020 che insomma sarebbe poco significativo, ma anche rispetto al 2019 sembra che abbiamo già superato i livelli del 2019, quindi un ottimo segnale. Questa fiera è l'aggancio della ripresa. Da oggi al 14 settembre Vicenza Oro riallaccia il rapporto coi compratori internazionali, confermando i numeri dei primi 5 mesi del 2021, che hanno registrato rispetto al 2019 un più 2,8%. Un buon segnale per il distretto orafo vicentino, per tutta la città. Siamo contenti perché è una delle poche fiere al mondo che si sta tenendo. In molte parti del mondo è tutto bloccato, qui i vicentini, i veneti stanno ripartendo, le imprese venete avranno confronti con buyers italiani e stranieri e noi come città siamo pronti ad ospitarli nel nostro fuorifiera, il V-Off, attraverso una serie di giornate, di manifestazioni di natura culturale, di eventi di intrattenimento e soprattutto di conoscenza della nostra città. Io voglio essere come sempre, non dico tanto ottimista, ma realista, perché qui ci sono le basi per una ripartenza vera. Oggi Vicenza Oro è un termometro che indica che la temperatura del mercato si alza dopo il congelamento del lockdown. È un simbolo, un buon augurio, è l'idea che ricominciare in sicurezza si può fare. È la voglia di ripartire da ieri per guardare a domani e in fondo un ritorno al futuro. Gianmarco Tamberi, Francesco Bettella, campioni olimpici, arriveranno domani a Padova per presentare le prove di sport gratuite nei quartieri. Sottolinea l'importanza dello sport, quanto lo sport debba essere per tutti, quanto lo sport sia per tutti. Proprio in questa occasione proveremo tanti sport diversi, dal basket, atletica leggera, rugby, chi più ne ha più ne metta. Quindi sono felicissimo di essere lì, sono felice di essere insieme a Bettella, un grandissimo atleta paralimpico, plurimedagliato, e non vedo l'ora di vedervi, mi raccomando, partecipate in tanti. Ciao a tutti e ci vediamo l'11 settembre. Ecco il videomessaggio del campione olimpico Gianmarco Tamberi, che annuncia che domani 11 settembre sarà a Padova in Piazza Azzurri d'Italia e poi a Piazzale Cuoco per dare il via alle iniziative di street sport, lo sport nei quartieri per tutti, con prove gratuite di varie discipline sportive. Insieme a Tamberi un altro plurimedagliato di Tokyo, l'atleta paralimpico di nuoto Francesco Bettella. Sempre importante parlare di sport per tutti. AICS Veneto e con il supporto del Comune di Padova hanno fatto un grande lavoro di squadra per portare avanti questo messaggio e mettere insieme queste realtà e soprattutto per dare l'opportunità alle persone di fare sport in piazza. E si inizierà sabato 11 ma si proseguirà fino a fine novembre, e per cui vi aspetto sabato e sarà un onore per me essere insieme a Gianmarco Tamberi. Ora Lido per la pagina dedicata alla mostra del cinema. Il Silenzio Grande, presentato come evento speciale nelle giornate degli autori alla 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, è firmato da Alessandro Gassman. Il regista e attore romano porta a Venezia questo suo ultimo lavoro, tratto da una storia teatrale scritta da Maurizio Di Giovanni, che firma anche la sceneggiatura insieme a Andrea Ozza e lo stesso Gassman. Abbiamo incontrato Alessandro insieme al protagonista principale, l'attore napoletano Massimiliano Gallo. Siamo ritornati ad essere la grande capitale del cinema mondiale. Aspettiamo in concorso a Venezia 79 magari. Mi auguro, per adesso in 7 anni sono venuto con 9 film, quindi mi auguro di ritornarci sempre.
E Venezia come città ti piace? Venezia è una città che ti frega sempre, come la rivedi te ne innamori subito, e ieri ci è capitato questo appena ci siamo arrivati. Un film che, racconta il regista, vuole essere una carezza agli spettatori. Maurizio ha scritto Il silenzio grande, che è una storia che parla di silenzi, dal titolo, di cose non dette, come spesso può succedere nelle famiglie. A volte succede magari tra persone che si vogliono molto bene di non dire delle verità anche per non ferire il prossimo. Questi silenzi vanno sommandosi fino a creare un grandissimo silenzio che con l'avanzare dell'età può diventare insormontabile, ed è un film che mi piace molto perché intanto si avvicina molto a quello che è il mio, dei 3 film che ho fatto come regista, è quello che si avvicina più al mio gusto proprio cinematografico e genere cinematografico, e perché vuole essere una carezza agli spettatori, un film empatico con personaggi ai quali poter voler molto bene. Questa famiglia che è sempre vissuta in questa villa meravigliosa a Napoli non può più permettersi di vivere nell'agio e si ritrovano tutti nello studio dello scrittore per raccontargli rapidamente cose che non gli avevano mai detto perché il tempo è scaduto. Per fortuna lo fanno, perché questa confessione, questa lunga confessione tra persone che si amano sarà la loro tardiva salvezza. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ora le previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Una perturbazione investe il sud, mentre il nord rimarrà ai margini di tale circolazione instabile, con la giornata di sabato 11 settembre che risulterà asciutta. Nel dettaglio sul Veneto sarà soleggiato, cielo poco o parzialmente nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle zone montane nel corso delle ore pomeridiane. Precipitazioni quasi del tutto assenti, salvo per locali piovaschi, soprattutto sulla fascia prealpina. Temperature in lieve aumento, minime tra 12 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra i 24 e i 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui stessa situazione, tanto sole, il cielo si presenterà sereno o con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo, tuttavia non si escludono locali acquazzoni nel pomeriggio sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime sui 29 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.